progetto nasce dal primo giorno che sono venuto a Rovio nel 2018, quando sono entrato in contatto col simbolo patrizio del gatto nero rampante. Subito nella mia testa si sono scatenate delle idee creative, visto che io porto già avanti da tempo questa tecnica del fotocollage, di fare questi ritratti alla popolazione e ai loro gatti. E l'idea è piaciuta fin da subito all'unanimità da parte appunto del comune di Rovio. Gli abitanti sono venuti in piazza, si sono fatti fare un ritratto pensandolo già a come li avrei poi posizionati sulla parete di casa loro o di un muro del paese. Possiamo vedere come il processo di realizzazione del progetto. Prima realizzo le fotografie degli animali e delle persone, poi le porto in un programma di post-produzione che mi serve per simulare il posizionamento del soggetto, quindi del ritratto in una dimensione reale a quello che sarà la parete, e poi attraverso questo altro programma invece creo le varie porzioni del poster, perché di fatto è un collage, perché non esiste una stampante che stampa ovviamente 5 metri per 4, quindi io divido per la porzione del foglio esattamente in scala 1 a 1 quello che è poi il gatto che andrò a incollare. Li sto applicando man mano con questa tecnica appunto della paste up, come si dice in gergo, o fotocollage, con questa colla naturale a base di farina di amido su lungo le pareti, come il gatto blu che vedete appunto alle mie spalle. Quando Yuri mi ha presentato questo progetto me ne sono subito innamorata. Farà parte di un grande satellite di gatti che non soltanto saranno qui a Rovio. Yuri è già riuscito a trovare delle richieste all'estero, anche fino in Giappone. Questo è molto bello perché avremo una presenza di Rovio in giro per il mondo. È un progetto, come si dice in gergo, effimero, quindi è un'arte effimera. Il tempo, gli agenti atmosferici lo porteranno via e inizieranno, diciamo, man mano a renderlo invisibile di nuovo, a riportare la parete al suo stato iniziale. Perché l'idea era quella di riaccendere la vivacità del paese e riscoprire la propria identità, ma che rimanga un ricordo da raccontare poi alle generazioni future che a un certo punto il paese di Rovio si è popolato veramente di gatti. In totale la mostra si comporrà di oltre 60 immagini per le vie di Rovio e la Valmara, e l'inaugurazione sarà il 12 di giugno.